Sì, sì. Gabri porta, Tioz centrale sinistro, Biottat centrale destro, centrocampo a 3 che prevede Davide a sinistra, Cisi a destra, Novak in mezzo, Nike e Gime davanti. Capitano Cerbio, vice oggi Cisi. No, purtroppo il trice di Novak ormai è troppo guadagnato. L'unico gol senza fascia. Milioni da vicino. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Mille Calcio 8! Questa sera siamo qui in collegamento con Gianluca Formaggio. E Gabriele Cantio. Partita. Questa sera c'è la partita. Andiamo! Allora, Midnight contro Forbelt. Tenuta nera Midnight, tenuta rossa Forbelt. Partita che è importantissimo non perdere. Portare a casa i 3 punti sarebbe fondamentale per rialzare il morale e rialzare e cambiare anche un po' la classifica. Sì, No? sì, veniamo un po' da un paio di partite negative, senza gioco. Cioè in realtà no, senza gioco no, dai, non dire senza gioco. Stiamo avendo un po' di difficoltà nelle ultime partite? Sì, è vero. Ma perché anche gli altri contro di noi danno tutto, sempre. E questo mi gasa ancora di più, Gabri, capito? Perché dobbiamo dare di più. Dobbiamo fare meglio. Sicuramente abbiamo aspetti da migliorare, e molti. E questo ci serve. Comunque torniamo alla partita. Questa sera giochiamo contro l'ottava, nona, se non sbaglio. Comunque una squadra che è in zona playoff e che gioca bene a calcio. Il numero 10, vorrei anche aggiungere, Mauricio Martinez Osuna. Che nome esotico. E gasa veramente, perché è forte, ha un gran bel piede. Non capisco se sia a sinistra o destra, perché l'ho visto calciare con entrambi i piedi. Giocatori Secondo me è mancino comunque. con nomi sudamericani. Sì, nome esotici. esotico. È bel giocatore, gran giocatore. Guarda qua. Stop. No, mezzo stop. Contrasto di Tioz. Comunque è veramente un forte lui. Poi casa, gioca con, hai visto? Col calzettino mezzo abbassato. Attenzione! No! Ci abbiamo appena detto, dobbiamo partire bene. Dobbiamo partire bene. Abbiamo preso il gol dell'1-0 dopo 2 minuti. Vabbè, fioi, la partita È lunga. lunghissima. Non è lunga, è lunghissima. Sì, sposta e calcia, sì! Tiro! Porca puttana. Su campo fiorito. Comunque di solito dopo Davide si rifà. Sì. Perché lui È un bel veramente cannoniere. è un bel cannoniere, sì, è un bel cecchino, è una bella bomba dal limite, anche da metà campo, può calciare un po' dove vuole. È tipo il cannone che sta sulle navi da pirati. Comunque hai visto Osuna? Come si è girato? Dobbiamo stare attenti. Sembrava un roller. Attenzione! Sembrava un rollerblade. Mamma mia, Mamma cazzo. mia. E che liscetto. Però dai, ci sta. Dobbiamo ci sta. incominciare comunque a girare la palla da dietro, perché è quello che ci serve, è quello che anche... No, Marcatura Tio. visiva di Tioz. Mamma mia che tacco. Uh. Porca puttana. Bellissimo gesto tecnico da parte del portiere. Sì, il loro però. Sentiamo urla. Bravo Gabri. Comunque, Urla di sclero perché anch'io in quella partita ero molto nervoso. bravo Cerbio. Tirala. Sì, bravo Nike. Bravissimo. Con calma, ottimo. Un bel sinistro. Abbiamo bisogno di respirare con la palla. Abbiamo bisogno di farla girare e respirare. Non riusciamo a impostare dal basso, siamo troppo nervosi. Cerchiamo di trovare subito la verticale, ma Non riesco neanche a capire la formazione. Ma cosa vedo? Gabri impostare in mezzo al campo. con quei piedini. No, con quei piedini niente da dire. Sì, Gime. Bella palla, mettila in mezzo. Ah, peccato. Comunque non riesco a capire come stiamo giocando. Secondo me, mamma mia. Beh, col 2-4-1 Sì. sicuramente. Ma si è più attaccati. Questo era fallo. Questo è fallo. Legnetto di Novak.
Barriera. Cattivo Novak. Cattivo. Sì, Nike, sì, Nike. Sì. Che bel tacco. Non è riuscito a chiudere la giocata, peccato. Con calma, Jim, con calma. Che lancio però, era giusto, se passava c'era Nike dietro. Sì, ma come hai detto prima siamo molto No, frettolosi. siamo troppo frettolosi, guarda, mamma mia. Comunque Tioz vorrei aggiungere che è un giocatore fortissimo, perché lui avrà, mamma mia. Mamma mia, l'hai appena detto! Fai una cosa giusta, però un giocatore fortissimo è che in queste ultime partite sta giocando in mezzo al campo. E io non voglio trovare alibi perché non sono proprio il tipo che trova scuse, però mettetelo dietro, signori. È partita bene però. Mettetelo dietro, signori, Teo. E vedrete che giocatore. Però vorrei Masterclass in difesa il signor Vorrei Tioz. dirti una precisazione sulla formazione. Sta giocando in difesa. Davide al tiro. Una bomba. Mamma mia, si era abbassata benissimo anche. Questa l'aveva calciata bene. Un tiro alla Tony Cross. Aia, non fallo calciare. Non fallo Sì, calciare. aggressivi. Per fortuna che ha sbagliato il passaggio. Questa poteva essere pericolosa per noi. Impostazione Deppi. Sì. Cici è ancora un po' in ombra, devo ancora vederlo bene. Sì, sono passati Perché c'è primi- poco gioco, bel tacco qua. pacchetto. Sono passati 14 minuti e ancora non gli abbiamo dato palloni buoni secondo me. da poter Madonna giocare. mia. Mamma mia, Novak. ma chi è? Andrea. Mi rifiuto anche di Mamma chiamarlo mia. Novak perché questo è proprio un tiro all'Andrea. Ha Cioè, sbagliato gioco secondo me. se calciava con il mancino Faceva meglio. faceva meglio, ma stecco. Cioè, veramente direi inguardabile anche. Sì, Questo sì. era fallo, è gioco pericoloso, secondo me, però l'arbitro lascia giocare. Arbitraggio da Premier League, da Premier League. Premier League, Gaza, come piace a noi. Anche se noi siamo un po'. R1 c'è. Eccolo! Un po' meglio del tiro di Novak, Col devo piede dire. debole però. Col piede debole. Sì. No. Bella spizzata del gym per nessuno però. Eravamo in superiorità dietro e superiorità davanti. Che senso ha, Pioi? Ma c'ha ragione. Un po' di testa in sta partita, bisogna cominciare a farla girare da dietro. Ha Mister ragione. incazzato nero. Che bel filtrante, Capperi. Capperi! Attenzione, palla morta così. Sì. Deve essere allungato un pelo troppo. Però Cici quando parte così. È imprendibile o si prende fallo. Sì. Sono due le situazioni. Dobbiamo crederci. La partita è lunghissima. Abbiamo fatto forse un tiro? 2 dopo averlo aver preso gol. Abbiamo fatto un tiro, 2. Uno con Davide su punizione. E mi rifiuto di contarlo come tiro. È il tiro di Novak. No. Tanto anche loro provano a tirare da 30 metri. Sì, ma- però no, hai fatto 2 ottime parate prima. Sì. Diciamo Calcia, che noi, calcia Depi. diciamo che noi abbiamo più il possesso palla. Sì, che però che possesso palla, amore, che sappiamo pa e tiriamo su. diciamo che teniamo più la palla noi. Madonna, Mamma Fiore, ma mia, che è la squadra, ma mi sagra, rifiuto. Cioè, calciamo malissimo stasera. Ma sulle statistiche questi vengono contati come tiri fuori porta. assolutamente no. Non puoi contarli come tiri. Questo era un cambio di gioco di te, Sì, era un cambio gioco. Ma non puoi farlo a caso, Davide, non farlo a caso. Un po' di nervosismo. Cioè, io sento proprio. Lo sento Aspetta. qua. Davide tira. Ma ecco il perché. Cioè, sento qua il clima che è tesissimo. Lo sento da qua. Dobbiamo calmarci comunque, se no queste partite non si vincono. No. Mai. Anche perché siamo sotto 1-0. Mai. Siamo troppo agitati, siamo troppo agitati. E sappiamo di essere più forti. Cioè, è che a volte bisogna anche metterci la testa, Fiori. E ultimamente, soprattutto questa sera, vedendo da questa partita, mamma Non mia, la stiamo mettendo. non la stiamo mettendo. Diciamo che è la prima volta che ci troviamo in questa situazione, Sì. forse la seconda, La seconda forse. ma così diciamo possiamo dirla un po' pesantina per dove siamo in classifica e situazione, periodo dell'anno, però ci potrebbe far crescere. Dai. Ci potrebbe far molto crescere. L'unica cosa che posso dire
Forza Midnight, sempre! Sempre. Sempre! Sempre e comunque. Crederci sempre, fiori. Dai, non molliamo. La partita è lunga. Sì. 1-2. Sì. Sì. Crediamoci, fiori, che la partita è lunghissima. Dai. Sì, Possiamo Teo. ribaltarla. Scaricala. Ma No, porca puttana. Teo, oggi forse potrei dire che non è in giornata. No, una partita un po' sottotono da parte di Teo. Anche se Teo ti fa una partita sottotono, le altre 9 No, le altre le gioca devo al dire top. bene. Al top Pepsi. Cioè, Attenzione, troppo... attenzione. Bombolata. Bombo clap. Niente. Tiro Sì. Cambio gioco di Mancini. Altro tiro da segnare nelle statistiche. No, tiro in porta no. Si depi che veloce, bravo. Bella impostazione. Comunque Gaza, 7, il numero 7 gioca difensore centrale. Sì. Alessandro Ripieri. Sì. Devo dire che sull'uno contro uno è molto forte. Però... E anche di testa, vecchio. Di testa, sì, è un robot. Fisicamente è una bestia. Cioè, Sì, fisicamente al è una petto bestia. d'acciaio. Dalla, Cisi, dalla, cazzo. Attenzione, Tira una bomba. attenzione. Sì. Tira. Sì. Tacca, andiamo. Golasso. Sì, Davide. Golasso, fiori. Ci siamo vivi. 1-1. Dai. Ci voleva, lo scadere poi. 26esimo, 1-1. Fine primo tempo. Dai. Ci stava. Crediamoci, raga. Crediamoci che è lunga. Siamo ancora in gioco. Siamo ancora in gioco cosa? La partita è appena iniziata, dai. Zio, comi. Bravo Cisi, crediamoci. Comunque, hai visto l'inarcatura del Cisiolo? Cioè, più indecisio. Buonasera ragazzi, vi ringraziamo per le risposte date nel contest. Vieni a tifare i tuoi idoli dal vivo, che faremo domani. Non è una mafia, vieni qua Apo. Ragazzi, è il mio primo autografo dopo quello fatto alla caserma, aspetta. Ragazzi, mi raccomando, continuate a mandarci i soldi e un giorno potrete arrivare come lui ad avere una firma. Importante Jim e Nike, uno dei due sempre rientrare quando superano la pressione o abbiamo fatto bene il pressing, ok, lanciano, è un'altra partita, dobbiamo andare sulle seconde palle, almeno uno dei due alternatevi perché sennò morite tutti e due, una testa, guardatevi, vado io, parlatevi, andiamo, perché serve? Perché anche loro giocano con uno a centrocampo ma stanno riempendo bene dietro, all'inizio l'abbiamo sofferto tantissimo, ok? Facciamolo bene, dobbiamo fare una partita di qualità nell'uno contro uno e senza palla riempire i buchi, ce ne sono pochi, dobbiamo scombinare. Bene anche Deppi, me l'hai fatto un paio di volte appena entrato, continua a farlo. Quando entri dentro crei superiorità, crei casino, dobbiamo creare casino, perché siamo anche troppo ordinati, va bene? Facciamolo di solo. No, ma che hit. Allora, prima di parlare delle parole del mister, vorrei parlare di Andrea Novak Nikusor. Che personaggio. La prima firma l'hai sentita dove l'ha fatta? Sì. In questura. La seconda l'ha fatta dopo. Gaza però. Gaza troppo. Pensa che valore che ha una hit. Comunque torniamo sulle parole del mister. Le parole del mister sono state: creiamo un fottuto disordine. Voglio disordine, fiori. Siamo fin troppo ordinati. Come ogni cazzo di volta le parole del mister gasano, fiori. Cioè c'è poco da fare. Le parole del mister gasano. Punto. Dobbiamo crederci. E bisogna esprimere quello che ci chiede il mister, soprattutto, altrimenti... Esatto, anche perché gli uomini ci sono, dobbiamo incominciare a giocare come in questi frangenti, Sì. 1-2, palla a terra, via, e calciare. È quello che sappiamo fare. Gasa, Se non facciamo quello, cazzo. gasiamoci. Questo comunque il primo era un fallo Sì, nettissimo. nettissimo. E anche sul secondo. Cioè, fallo netto, anche sul secondo. Secondo me non due falli là. Ah, peccato. Palla messa bene, però indirizzata male. Tiro mistico mancato. Sì. Bravo Cervio, bravo. Facciamola Facciamola gira. girare. Però vedi che Teo non gioca dietro, lo vedi in mezzo al campo. Sì, però... Vedi, se Teo era in centro adesso. Ma forse il mister l'ha spostato a centrocampo. Sì, forse. Potrebbe essere. Bel velo. Bel velo. Ah, non facciamolo. Mamma mia, parata. che parata di Gabri. Che gran parata di Gabri.
E la tiene là dopo. Gran parata, bella. Sì, Nike. No, Nike. Ai, è sta partito il 5. contropiede. È partito il 5. Fermalo, Andre, fermalo. Sì, Andre, sì, Andre, sì, Andre! Bravo, Andre. Bravissimo, Andre. Bravo, Teo. Bravo, Una Teo. muraglia dobbiamo crederci. E dobbiamo... Mamma mia, Cisiola, la salva sulla linea. Indecisio. Si tiene in piedi. Oh, decisio. Decisio. O cisio. O decisio. O cigi. O decisio. Oh, vaffanculo, Gabri, che sbaglio. Tu stai fatto 7 volte. Cigi l'ha salvata sulla linea di porta. Grande Cigi. Voglio la statuina qua adesso. Attenzione. Che parata! Che parata, Sì! vecchio! Che cazzo di parata è? Ma chi è questo? Ancora! Che cazzo è quello? No, ma quello non è Gabriele No, Claudio, è il Letterio, Midnight ha è Gigi Letterio, Buffon in porta. Letterio. No, dobbiamo cominciare a girare da No, dietro, no, se no no. lo prendiamo. Non stiamo più girando palla, non sono stiamo più passati giocando. 6 minuti del secondo tempo, c'è il mister che sta per entrare in campo e sta per darli a tutti i fiori. Mamma mia. Mamma mia. Nike. Sì. Sì, Nike. Sì? Comunque io e Sandro siamo telepatici, diciamo le stesse robe. Sì. Tanta roba. E non è stato Fiori, provato. ma stiamo dormendo però! Anche questa palla in mezzo a Dai. 3, cazzo! Attenzione, Cioè, dobbiamo contropiede, essere contropiede. Serbio salva. Cioè, dobbiamo essere anche più cattivi. Parte Fiori. Cisi. È partito? È partito? No. Dai, Fiori, dai! No, direttore, no. Non puoi farci questo. È la quarta volta. No, non è la quarta volta, direttore. Neanche prima. Non è commisurato, direi. È pesante per noi. È pesantissimo per noi, aggiungerei. Me lo prendo, va benissimo. È pesantissimo, direttore, perché questo per noi ci ha detto soltanto sempre. E questa è la quarta munizione di Cisi e salterà a Real Santa Maria e questa fa male. Sì, rinunciare a un giocatore come lui in questo momento Fa malissimo. fa molto male. Crediamoci comunque che questa... Dobbiamo pensare a questa. Attenzione Nike! Gran parata qua. Gran parata sul primo palo a parte del portiere. Dobbiamo crederci, la partita è lunghissima. Dai. Teo, tiro là. Con calma, ragazzi. Dai. Attenzione, prova il tiro. No. Esci. Esci. Ok, parata. Bravo. Cerchiamo di Bravo. partire al basso. Bravo. Sai cosa dobbiamo anche imparare? A rallentare il gioco. Perché tante volte siamo troppo frenetici. Vogliamo troppo velocizzare. Dobbiamo Anche pensare quando- di più. Questo è fallo per noi. Sì, dobbiamo pensare di più, bravo. Attenzione, bombo clap. Gran parata del portiere. Cioè dobbiamo capire quando rallentare il gioco. Perché altrimenti non andiamo. Cioè. Non possiamo facciamo andare fatica. sempre a 1000. Sì, Davide, calcia. Davide? Calcia. Davide! No. Si è allungata troppo con l'ultimo tocco, sennò Stava preparando il spaccava la porta, bombolone. Davide, spaccava la porta. E c'è Sandro che stava per tirare Un porcone. grosso anche. Tiro lì, Andre. Bravo, Nike. Ha preso L'arbitro. Questa è la seconda volta però che basta. Che l'arbitro su col direttore, Ogni poverino. volta. Comunque ora vi passiamo il collegamento a il Sir Oliveira da Silva Garrincha. El lateral, en vez de ser del equipo que tenía que tomarlo, pasa al otro equipo y en el caso del saque de arco se va, claro, a determinar un corner. Tiro de esquina. Me parece buena medida porque ahí sí se va. Grazie carissimo, direi parole chiave. Ottima spiegazione, pulita, lineare. Attenzione, Porca puttana. Sempre tutto chiaro. Un idolo per me comunque Oliveira da Silva. Molto tecnico. Sì, tecnico. Da Garrincha, cioè, gana, sbriga il zio, cioè, lo tira fuori dal circo, cioè, devastante. Dai raga, concentrati sulla partita, cazzo, dai che andiamo. Attenzione Allora, allo scarico dietro. Merda. Prova il tiro. No. Ahimè, non l'ho vista. È stato forse un Potevi far errore. meglio, però, Potevo Fradeo. far meglio. L'ho vista Ok che non l'hai all'ultimo. vista, brother, l'ho Hai capito, visto che ha vedo fatto che non quel l'hai vista, movimento però un d'anca? portiere come te da là, vecchio. Ma hai visto il movimento Ho d'anca? capito il movimento con Cioè, sembrava l'anca, una potevi fare anche il ballerina movimento all'ultimo Macarena, ma che secondo. cioè quella parata potevi far meglio. Guarda qua fra. che scivolata.
Ma cagare. Difensore centrale Sergio Ramos, cazzo. Dai, io povero, fiori. Comunque anche la 3 fra... Ti leverei un voto. Guarda, sono andati in crisi dopo. Ti vedo. Passaggio sbagliato questo. Che non sbagli mai. Rilancio sbagliato. Questi veramente non li sbagli. No, questi li sbagli a volte. Sì, dai. è vero, questi li sbaglio. a Sì, volte. sì, dobbiamo essere. Cioè, non sono Qua proprio. ti devo essere Non sincero. sono Manuel Neuer. Porca puttana, ma Un quanto altro tecnico è tacco, Osuna? basta. Osuna gasa troppo, fioi. Cioè, Cazzo, gasa troppo. Origini sudamericane. Comunque gasa anche tanto Guarda le due qua. scivolate. Mamma Hai visto mia. Davide Novak? Cattivissimi. Questa è la grinta giusta comunque. Sì. Dobbiamo crederci di più, dobbiamo crederci di più per forza di cose. Sì, dobbiamo crederci molto di più. Allora, calcio di punizione per Nike. Dobbiamo... Tira Murato. Attenzione. Murato. Avevamo la possibilità di fare il pareggio. Contropiede. Che tocchetto di testa. La testa è meglio dei piedi. Dobbiamo crederci, mancano 3 minuti, è difficile, però dobbiamo crederci per forza. Sì. Lancio lungo. Dai fiori, Siamo un po' all'arrembaggio. Dai che manca poco. Il 2-2. Dai, dobbiamo pareggiarlo, dobbiamo pareggiarla. Il 2-2. Attenzione, prova Novak. No. No. Fortuna ha sbagliato il Ha passaggio. sbagliato il passaggio. Fortuna ha sbagliato il passaggio. Attenzione. No. No, troppo. No. No. Abbiamo preso il gol del 3-1. Ok, mazzo. E qua fiori, qua si interrompe pure la registrazione da parte del Sandro. Ha detto fiori, saluti, arrivederci. Ha schizzato messo male. rotti i coglioni fiori. Comunque Ci dispiace non aver chiuso il Ci video. dispiace non aver chiuso il video della partita perché veramente ci dispiace. Vorrei dirvi che la partita è finita 2-3, che dopo siamo riusciti a fare il gol del 2-3 all'ultimo con Gimelli, anche se non conta niente. No. È stata una partita comunque giocata, Abbastanza mi male. permetto di dire abbastanza male, però non cambia niente, non Punto cambia niente. da cui ripartire. Noi rimaniamo a 47 punti e terzi. Ci sta. Punto Dobbiamo da lavorare. cui ripartire. Abbiamo da lavorare, fiori. Testa alla prossima partita. Sì. E... Testa giù e lavorare. Testa bassa e lavorare. Dopo c'è Sparta Prega 48 e Tempesta 47, fiori. 3 squadre. 3 squadre in 2 un punti. punto. E ci Due. sono le altre dietro che stanno spingendo anche loro. Sì, stanno accorciando. Dalla zona playoff Casa. Belt Comunque la sta classifica ora accorciando. Casa sbrega. Casa veramente tanto. Sì, un Ragazzi- bel campionato aperto a 10... No, 12. 12 giornate alla O fine. 11 o 12 giornate dalla fine. Il campionato è ancora molto aperto. Troppo aperto per come si era messo. Però va bene così, dai. Quest'anno una bella Serie B. Quest'anno è una bellissima Serie B. Ragazzi, grazie di tutto. Fateci sapere nei commenti i miglioramenti. Mettete Buona mi serata piace. a tutti. Mettete mi piace e amore per calcio. Semplicità.